Allucinante, usa questo aggettivo il presidente della regione Rosario Crocetta per commentare quanto accaduto in aula con il disegno di legge sulle province. Di fatto si lascia nel limbo, sottolinea, la sorte di enti e incrementa le preoccupazioni dei dipendenti delle province che non riescono a comprendere quale sarà il loro futuro. Spero che per qualcuno non sia occasione per attribuire al governo della regione responsabilità che non ha rispetto al voto parlamentare, conclude Crocetta, il quale concorda con Raciti sulla necessità di un vertice di maggioranza che per il coordinatore regionale del nuovo centrodestra Giuseppe Castiglioni non esiste più ed è allo sbando. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il capogruppo MPA l'agrigentino Roberto Di Mauro, soddisfatto per l'approvazione del suo emendamento sia pure con il voto di 7 franchi tiratori. Il PD prosegue e oggi una forza assente, come quei militari che, essendo sempre in malattia, venivano di fatto considerati inutili ai fini delle operazioni sul campo pur essendo formalmente arruolati, conclude. Il governo ha dimostrato tutta la sua fragilità, il suo senso di irresponsabilità, sottolinea il deputato agrigentino NCD Enzo Fontana, per il quale Crocetta ha venduto fumo urbi et orbi, millandando risparmi, tagli e riforme, invece il risultato politico per questo esecutivo è disastroso. Abbiamo assistito ad un valzer di demagogia che ha solo creato ansia ai lavoratori delle province, immobilismo e pochi servizi per i territori, perché si è voluto strombazzare un disegno di legge che è nato malissimo e non ha visto neanche il primo vagito, conclude Fontana. Un voto, sottolinea il capogruppo PD Baldo Gucciardi, che evidenzia un problema politico interno alla maggioranza, ma rispetto al cammino della riforma non determina nulla di irreparabile, conclude. È la dimostrazione che sui temi che contano quest'Aula ha una vera opposizione e non una maggioranza, si legge in una nota a firma del Movimento 5 Stelle. Ora ci aspettiamo che chi ha messo la faccia in questo disegno di legge tragga le dovute conseguenze e si dimette, si conclude la nota.